Ciao a tutti, allora oggi sono partito da Nervi da un quarto d'ora circa, ma forse meno, e sto salendo per andare al Monte Giugo, e al Monte Briccianesi e al Monte Cordona, e poi tornerò giù da una parte, da un sentiero alternativo. Questa strada qui segue questo che sarebbe l'itinerario storico colombiano. Ora io non so se lo percorro tutto o ne percorro un pezzo, questo non ve lo so dire, non sono informato, sono un asino. Comunque la strada è questa, una mulattiera fino alla chiesa di San Rocco, e poi da lì comincia il sentiero. Dalla chiesa di San Rocco parto da un lato, passo per il Monte Giugo, Briccianesi, Monte Cordona, come ripeto, e poi scendo giù dall'altra parte su un anello praticamente. E ci siamo già stati con i bambini sul Giugo. Sul Monte Cordona un paio, anche 3 anni fa, quando ci ero provato ad andare, non ero riuscito ad andarci e poi più tardi vi spiego il perché. A dopo. Ecco, 2 passi dopo la chiesa di San Rocco c'è questo bivio, che anzi è un trivio, quadrivio, e io adesso vado su di qua e vado direttamente al Monte Giugo e Cordona e Briccianesi, e al ritorno dovrei arrivare di qua se non incontro difficoltà varie, ma non dovrebbe esserci problemi, perché anche questo è un sentiero che dovrebbe essere segnato, quindi non dovrebbe esserci, non lo so, di là non ci sono mai passato, di qua sì. Bene, io proseguo. Ecco che finora ci sono state strade mattonate, creuse, e adesso, dopo Serra di Cantalupo, che è 50 metri prima, comincia il sentiero che arriva direttamente al Giugo. Manca poco al Giugo e mi ricordavo che c'è una salita abbastanza tosta, e se fosse il terreno bagnato bisogna stare all'occhio, perché in certi punti c'è un sacco di roccette che, se umide, sono scivolose sicuramente, quindi meglio andarci con tempo secco. Dopo i bei panorami dal Monte Giugo si arriva qui, dopo circa 1 chilometro, il crocetto di Monte Giugo, che sono arrivato al sentiero principale, se no si poteva passare sotto il Monte Giugo e arrivare da qui.
svolta c'è. Adesso qua riesco a parlare un secondo. Non riuscivo a stare in piedi sul Briccianesi dal vento, non so, vorrei sapere la velocità. Vabbè, comunque non sono riuscito a filmarlo per evidenti motivi, per ovvi motivi. Quando si scende dal Briccianesi, riesco a parlare, bisogna stare attenti a ribeccare i due triangoli rossi pieni, che poi praticamente se seguite sempre quelli non si può sbagliare, perché l'altra volta, ora non mi ricordo quanto tempo fa, saranno 4 anni fa, dal Briccianesi avevo preso per andare direttamente in cresta sul Cordona, ma non si può proseguire perché si arriva a un certo punto ci pieno di rovi, e l'altra volta si stava anche per mettere a piovere, poi di fatti è piovuto mentre scendevo e sono dovuto tornare indietro e non ho avuto il tempo di andarci e ho sbagliato. Succede. Comunque adesso poi vi metto la clip se la trovo dell'altra volta quel casino che mi sono trovato l'altra volta. Bene, anzi male, perché a parte che non si vede nulla dalla nebbia, ma c'era da aspettarselo perché le previsioni meteo davano addirittura temporali, ma la nota più brutta è che la cima del Monte Cordona è impraticabile, perlomeno da questo lato qui. Io sono arrivato fino a poco più avanti, ma c'ho le gambe e le braccia massacrate da rovi, c'è un quintale di alberi abbattuti dai fulmini. Non ci sono riuscito per un pelo, ma per quanto mi riguarda va bene così. Adesso torno giù e vado bello in fondo, magari dalla chiesa di San Rocco di Nervi, a fare la pappa, perché qua non vorrei mai fare la fine di quegli alberi lì. Anche qui, per evitare di trovarvi nel Ravanage, continuate sempre a seguire i triangoli rossi che adesso dovrebbero quasi portarmi a toccare la strada asfaltata provinciale e poi si sale sul Cordona. Oh benissimo, massacrato dal vento. Comunque, avete visto il Monte Cordona, sono scappato subito perché non ci si può stare, ho proseguito, adesso non dovrei, spero di non incontrare guai e sto tornando giù per un altro sentiero, sperando di non incontrare del Ravanage. Nel senso che adesso proseguo, dovrei arrivare al passo Lentro e poi vediamo cosa succede. Eccomi che sono uscito dal Monte Cordona, adesso sulla strada principale, adesso devo andare a beccare il sentiero che mi riporta giù alla cappelletta di San Rocco, dovrebbe essere da queste parti, speriamo che tanto che sia percorribile. Allora, alla fine il Monte Cordona è quello, che poi rimane un passo dalla strada provinciale, quindi se volete dire
E sono andato sul Monte Cordona. Venite qua con la macchina e fate quel pezzettino lì. Scherzo, scherzo. Ecco, cosa buona che c'è scritto. Mi auguro anche che sia percorribile. Vediamo un po'. Se tutto così si fa. Là c'è due segnali, insomma non è molto, non si capisce tanto. Ah, qua no, vabbè, dai. Insomma, questo, perché lì vedo i due pallini rossi. Ecco, da qui bisogna seguire due pallini rossi con la riga, cioè la faccetta mezza triste praticamente. Niente, se devo dare un giudizio su questo sentiero qua, direi che non mi piace perché è troppo stretto, spesso si incontra dei rovi, se no vegetazione alta, certo non lo percorrerà nessuno da anni, quindi è un po' così. Ma se dovete, vi consiglio di, quando arrivate al Cordona, di tornare indietro per la stessa strada, che intanto sicuramente è più panoramica, vi ribeccate tutto il panorama andare in giù, e poi qua non c'è neanche panorama, niente, siamo sempre in mezzo al bosco. Cosa succede? Questa qua è cacca di wolf. Sì. Cosa succede? Che io quando vengo rallentato mi innervosisco, quindi adesso qua si va bene, qua è un sentiero normale, prima no. Comunque prima di arrivare alla cappella alla chiesa di San Rocco incontriamo la cappella di porca miseriaccia, non me lo ricordo. Bene, quando si arriva qua da questa baracca bisogna girare giù di qua, da queste parti qua, finché dove si può. Non mi sbagliavo, è poco prima c'è questo segnale qua, che se no gli andavano a finire nel casino, che anche no, anche qua comunque non si capisce niente. Che meraviglia, ragazzi, acqua, vediamo se c'è. Sì. Sì, perché in effetti è seguito il tubo che arrivava fin qua. Bellissimo. Area picnic.
area picnic con braciere, camino per fare caldaroste. Ma che figata, ragazzi, 2 tavoli da picnic. Sono sul sentiero che mi porta alla chiesa di San Rocco, adesso è completamente percorribile, assolutamente, e la gita dovrebbe durare circa, è lunga circa 12 km per 770 di più. Dormite in piedi come i cavalli. Va bene, appena passato la chiesa di San Rocco e anello concluso, io chiudo qua il video. Margot non c'è. Chiudo qua il video prima che ci sia troppo vento, così non si capisce niente. Spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, subscribe e like. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima, un bacio.